La signora col cagnolino di Anton Pavlovich Chekhov. Si diceva che una faccia nuova aveva fatto la sua comparsa sulla passeggiata lungo il mare. Una signora con un cagnolino. Dmitri Dmitrich Gurov, da 2 settimane a Yalta, cominciava a interessarsi ai nuovi venuti. Seduto nella veranda del caffè Vernet, vide un giorno passare una giovane donna, bionda, di statura media, con un berretto, seguita da un cagnolino bianco. La incontrò in seguito, più volte al giorno, nel giardino pubblico o in piazza. Passeggiava sola, sempre col berretto e col cagnolino bianco. Nessuno la conosceva. La chiamavano così, la signora col cagnolino. Se è qui senza marito e senza conoscenti, pensò Gurov, non mi rincrescerebbe di fare la sua conoscenza. Benché non avesse ancora 40 anni, aveva già una figlia di 12 anni e 2 figli che andavano al liceo. Gli avevano dato moglie presto, al tempo in cui faceva il 2º anno di università, e adesso sua moglie sembrava più vecchia di lui. Essa era di statura grande, con sopracciglia nere, rigida, seria, grave, e, come soleva definirsi da sé, un essere pensante. Leggeva molto e trascurava di mettere il segno forte alla fine delle parole. Scrivendo chiamava suo marito Dimitri invece di Dmitri. Ma egli la trovava poco intelligente, corta di idee e senza eleganza. La temeva e non gli piaceva stare in casa. Da lungo tempo aveva cominciato a ingannarla. La ingannava spesso, ed è probabilmente per questo che trattava le donne con un certo disprezzo e quando si parlava di donna in sua presenza esclamava «esseri inferiori». Gli pareva che le amare esperienze già fatte gli conferissero il diritto di considerarle a quel modo. Però non avrebbe potuto vivere 2 giorni senza quegli esseri inferiori. Si trovava a disagio nella società degli uomini, vi si annoiava, restava freddo e silenzioso. Invece con le donne si trovava a suo agio, sapeva parlar loro gradevolmente e comportarsi nel modo più opportuno. Con loro persino il silenzio non lo imbarazzava. C'era nel suo carattere e nel suo stesso essere qualcosa di seducente ed inafferrabile che le disponeva a suo favore e le attirava. Egli lo sapeva e sentiva una specie di forza che lo spingeva verso di loro. Una lunga esperienza gli aveva insegnato che ogni relazione dà all'inizio una piacevole varietà alla vita e si presenta come una gradita avventura, che però si trasforma dopo, tra gente per bene e specialmente tra i moscoviti che sono casalinghi e indecisi, in un problema complicato all'estremo, che rende infine la situazione difficile. Ma ogni volta che Gurov incontrava una donna carina, l'esperienza gli si cancellava tutta dalla memoria. Provava una irresistibile sete di vita. Tutto gli sembrava facile e divertente. Ed ecco che una sera che pranzava in giardino, vide la signora col berretto dirigersi verso un tavolino vicino e sedersi. L'espressione del viso, il suo portamento, l'abito, l'acconciatura, ogni cosa gli diceva ch'essa apparteneva a un ambiente rispettabile, che era maritata, che si trovava sola a Yalta da poco e che vi si annoiava. Nei racconti sulla licenziosità dei costumi nei luoghi di villeggiatura c'è molto di bugiardo, ed egli li disprezzava, sapendo che simili racconti venivano inventati per lo più da persone che avrebbero volentieri peccato se avessero potuto. Tuttavia, quando la signora venne a porsi a 3 passi da lui, si rammentò di quei discorsi di facili conquiste, di gite in montagna, e l'idea di una breve, rapida relazione, di un romanzo con una donna di cui ignorava anche il nome, si impossessò di lui. Attirò a sé dolcemente il cagnolino e quando questo si avvicinò prese a minacciarlo col dito. Il cane ringhiò. Gurov ripeté il gesto. La signora se ne avvide e abbassò gli occhi. «Non morde», disse arrossendo.
Si può dargli un osso? La signora fece cenno di sì, e allora Gurov chiese con aria affabile: «È molto che siete a Yalta?» «5 giorni». «Per me tra poco saranno 15». Tacquero un istante. «Il tempo passa presto», disse lei senza guardarlo. «Nondimeno ci si annoia assai». «Tutti amano dire che qui ci si annoia. Gente che abita non si sa dove, a Belev o a Gisdra, e non vi si annoia. Appena arriva qui grida: «Ah, che noia, che polvere!» Si direbbe che vengano da Granata». Ella rise. Continuarono a mangiare in silenzio, come ignorandosi a vicenda. Ma dopo cena se ne andarono a fianco l'uno dell'altra e si avviò una conversazione facile, scherzosa come fra persone libere, contente, alle quali non importi dove si va e di cosa si parla. Parlavano della luce strana del mare. L'acqua era di un violetto tenero e caldo e la luna vi tracciava una striscia dorata. Parlavano dell'aria pesante dopo una giornata così calda. Gurov narrò che era di Mosca, che aveva fatto degli studi filologici, ma era adesso impiegato in una banca, che a un certo momento aveva voluto essere artista in un teatro d'opera e però più tardi aveva abbandonato quel progetto, che possedeva 2 case a Mosca. Gli disse a sua volta che era stata educata a Pietroburgo, ma si era maritata a Esse, dove dimorava da 2 anni. Sarebbe rimasta lì, a Yalta, ancora un mese. Suo marito, che aveva lui pure bisogno di riposo, sarebbe probabilmente venuto lì a trovarla. Fu incapace di spiegare in quale ufficio il marito fosse impiegato, se alla direzione del governatorato o alla delegazione dell'assemblea provinciale, e di ciò rise lei stessa. Gurov seppe anche che si chiamava Anna Sergeevna. Rientrando pensò a lei. Si disse che l'indomani l'avrebbe incontrata senza dubbio ancora e che non poteva essere altrimenti. Coricandosi, pensò che ancora non molto tempo addietro essa era una piccola collegiale, come sua figlia lo era attualmente. Ricordò quanta timidezza e imbarazzo c'era nel suo ridere e nella sua conversazione. Si sarebbe detto che fosse la prima volta nella sua vita a trovarsi sola. La prima volta che era seguita, che era guardata, che le si parlava con uno scopo segreto, ch'essa non poteva non indovinare. Ricordò il suo collo esile e flessibile, i suoi begli occhi grigi. Eppure c'è in lei qualcosa che fa pena, pensò addormentandosi. Una settimana era trascorsa dal giorno in cui s'erano conosciuti. Era un giorno festivo. Dentro le camere si soffocava e fuori il vento sollevava turbini di polvere, portava via i cappelli. Si era di continuo assetati e Gurov andava spesso nel padiglione dello stabilimento balneare e portava a Anna Sergeevna dello sciroppo o dei gelati. Non si sapeva dove rifugiarsi per fuggire il caldo. La sera, quando cominciò a fare fresco, si recarono sulla scogliera, all'arrivo di un battello. Sull'imbarcadero vi era molta gente venuta ad aspettare qualcuno con in mano dei mazzi di fiori. Anche qui saltavano agli occhi le 2 particolarità del pubblico elegante di Yalta: signore anziane vestite come le giovani e molti generali. Il mare era agitato. Il battello giunse tardi, dopo il tramonto. Bordeggiò a lungo prima di attraccare. Anna Sergeevna guardava con l'occhialino il battello e i passeggeri, come a cercare qualcuno di sua conoscenza. Quando si volse verso Gurov, gli occhi le brillarono. Parlava molto. I suoi discorsi erano sconnessi. Scordava subito ciò che poco prima aveva chiesto. Alla fine perdette il suo occhialino nella folla. La folla elegante si disperse. Non si distinguevano più le persone. Il vento si era calmato del tutto. Gurov e Anna Sergeevna indugiarono come se avessero atteso qualcuno che doveva scendere dal battello. Ora la donna taceva e odorava un mazzetto di fiori senza guardare Gurov. «Si sta un po' meglio», egli disse. «Andiamo da qualche parte?
Volete fare una passeggiata in vettura? Lei non rispose nulla. Allora egli la guardò fisso e a un tratto, prendendola fra le braccia, la baciò sulla bocca. Avvertì il profumo e la freschezza dei fiori. Guardò furtivamente intorno, temendo che lo avessero veduto. «Andiamo da voi», le disse a bassa voce, e si misero a camminare in fretta. Nella stanza di lei l'aria era soffocante e impregnata di un profumo che essa aveva acquistato in un negozio giapponese. Gurov la guardò pensando agli incontri che si fanno nella vita. Si ricordava di donne incuranti che l'amore rendeva gaie, riconoscenti della felicità che aveva loro dato, anche quando quella felicità era stata assai breve. Ricordava altre donne come la sua, che amavano senza sincerità, con grandi frasi e atti isterici, quasi si trattasse di cose altrimenti importanti che non d'amore e passione. Ricordava 2 o 3 altre donne bellissime e fredde, il cui viso esprimeva così a un tratto un'autentica ferocia, un desiderio ostinato di prendere, di strappare alla vita più di quanto essa può dare. Non erano più donne nella prima giovinezza, però capricciose, autoritarie, poco intelligenti, incapaci di ragionare. Quando Gurov diveniva nei loro riguardi più freddo, la loro bellezza destava in lui una specie di odio e i pizzi della loro biancheria gli apparivano come scaglie di pesci. Invece, in questa giovane donna, v'era mancanza di ardimento, maldestra e inesperta giovinezza e un sentimento di disagio. E tutti e 2 restavano inquieti come se da un momento all'altro stessero per bussare alla porta. Anna Sergeevna, la signora col cagnolino, prese un atteggiamento singolare di fronte a quel che era accaduto. Si sentiva che si considerava ora come una donna perduta, così almeno pareva, e ciò sembrava strano, inopportuno. I suoi tratti erano tirati e quasi vizzi. I lunghi capelli le pendevano ai lati del viso. Rimaneva pensosa, oppressa come una peccatrice nelle vecchie immagini. «Ciò è male», disse. «Voi sarete il primo ora a disprezzarmi». Gurov tagliò una fetta d'anguria che stava sul tavolo e non rispose. Mezz'ora passò in silenzio. Anna Sergeevna era commovente. Emanava da lei la purezza di una donna onesta che ha vissuto poco. Una sola candela posata sul tavolo rischiarava appena i suoi lineamenti, ma si indovinava che soffriva, dentro, nell'anima. «Perché dovrei cessare di stimarti?» le chiese Gurov. «Non pensi a quello che dici?» «Che Dio mi perdoni», disse lei, e i suoi occhi si riempirono di lacrime. «È terribile. Non hai bisogno di giustificarti». «E come potrei giustificarmi? Sono una donna volgare, bassa, e mi disprezzo e non penso neanche a giustificarmi. Non ho tradito mio marito, ma me stessa. Mio marito è forse un uomo onesto, buono, ma è un lacchè. Non so cosa faccia, quali mansioni abbia, so solo che è un lacchè. Quando mi sposai avevo 20 anni. Avevo la curiosità di conoscere una vita migliore, poiché mi dicevo questa esiste, e avevo voglia di vivere, vivere. Bruciavo di questa curiosità. Voi non comprenderete forse, ma io vi giuro che non potevo più contenermi. Avveniva in me qualcosa di indefinibile. Alla fine non resistetti più. Dissi a mio marito che ero ammalata e venni qui. Qui sono stata per tutto il tempo come sperduta, come folle. Ed ecco, sono diventata una donna come tante altre, che chiunque può disprezzare. Questo discorso cominciava ad annoiare Gurov. Il tono innocente lo irritava e un simile pentimento era così inatteso e fuori luogo che se la giovane donna non avesse avuto gli occhi colmi di lagrime si sarebbe potuto credere che scherzasse o recitasse una parte. «Non comprendo», disse piano. «Cosa vuoi, insomma?»
Essa nascose il viso nel suo petto e si strinse a lui. Credetemi, io amo la vita onesta, pura, e il peccato mi è odioso. Non comprendo io stessa ciò che faccio. Si dice tra la gente che le tentazioni sono del diavolo. E davvero posso dirlo ora di me. È il diavolo che mi ha tentato. Via, basta, basta, mormorò lui. Guardò gli occhi di lei smarriti e fissi, la baciò e le parlò dolcemente, con tenerezza. E a poco essa si calmò e tornò a essere allegra. Entrambi si misero a ridere. Quando uscirono, sul molo non c'era più nessuno. La città, con i suoi cipressi, sembrava morta. Ma il mare era sempre agitato e si infrangeva contro la riva. Una barca beccheggiava sulle onde e su di essa un piccolo fanale gettava una luce fioca. Presero una vettura e andarono a Orianda. «Ho appreso poco fa il tuo nome», disse Gurov. «L'ho letto giù, in portineria. Sul quadro era scritto von Dideritz. Tuo marito è tedesco?» «No, suo nonno credo fosse tedesco, ma lui è ortodosso». A Orianda si sedettero sopra una panca non lontano dalla chiesa e guardarono il mare senza dir nulla. Si distingueva appena Yalta attraverso la caligine mattutina. In cima alle montagne stavano appese delle nuvole bianche. Le foglie degli alberi non si muovevano, delle cicale cantavano, e il brusio monotono e sordo del mare, giungendo dal basso, parlava del riposo e del sonno eterno che ci attende. Al tempo in cui né Yalta né Orianda esistevano, il mare brusiva già così. Si sentiva quello stesso suono, e altri per chissà quanto tempo l'avrebbero inteso, così indifferente e sordo. In questo permanere, in una tale indifferenza alla vita e alla morte di ciascuno di noi, sta forse racchiuso il principio della nostra eterna salvezza, del moto incessante della vita sulla terra e dell'incessante perfezionamento. Seduto al fianco della giovane donna che appariva così bella nel chiarore dell'alba, calmato e incantato alla vista di quello scenario fantastico, del mare, delle montagne, delle nuvole, del vasto cielo, Gurov pensava che infine, se ci si riflette, tutto è bello in questo mondo. Tutto all'infuori dei nostri pensieri e delle nostre azioni, nei momenti in cui dimentichiamo i fini ultimi dell'esistenza, la nostra dignità umana. Un uomo, un guardiano senza dubbio, s'appressò a loro, li guardò e continuò il suo cammino. Persino un particolare simile sembrò loro misterioso e bello. Si vide arrivare a lumi spenti, illuminato dall'aurora, un battello che veniva da Teodosia. «C'è della rugiada sull'erba», disse Anna Sergeevna, rompendo il silenzio. «Sì, è tempo di tornare». Rientrarono in città. Si ritrovarono in seguito ogni pomeriggio sul molo. Pranzavano, cenavano insieme, passeggiavano, ammiravano il mare. Anna Sergeevna si lagnava di dormir male e di avere delle palpitazioni di cuore. Poneva a Gurov sempre le stesse questioni, turbata dalla gelosia e dal timore che egli non la stimasse abbastanza. Spesso, in piazza o nel giardino, allorché nessuno stava vicino a loro, egli la tirava a sé e la baciava appassionatamente. L'ozio assoluto, quei baci in pieno giorno, accompagnati da uno sguardo furtivo nel timore di essere visti, il caldo, l'odore del mare e il viavai continuo di una folla agghindata, inattiva, sazia, l'avevano interamente rianimato. Diceva ad Anna Sergeevna come fosse bella e seducente, si mostrava pieno di impazienze amorose e non la lasciava un minuto. Essa rimaneva spesso assorta e continuava a pregarlo di confessarle che egli non la stimava e non l'amava e la considerava una donna volgare. Quasi tutti i giorni, la sera tardi, facevano una gita nei dintorni della città, a Orianda o alla cascata.
La gita piaceva sempre. Invariabilmente le loro impressioni erano belle, magnifiche. Aspettavano l'arrivo del marito, se non che Anna Sergeevna ricevette da lui una lettera con la notizia che era sofferente agli occhi. Le chiedeva di ritornare al più presto ed essa si preparò in fretta a partire. «È bene che io parta», disse a Gurov. «È il destino che vuol così». Partì in vettura ed egli l'accompagnò. Il viaggio durò un'intera giornata. Alla stazione, nel momento di salire in carrozza, al secondo colpo di campana, essa gli disse: «Permettetemi che vi guardi ancora». «Sì, così». Non piangeva, ma era triste. Sembrava malata e il viso le tremava. «Penserò di frequente a voi», disse. «Che Dio vi protegga. Non conservate un cattivo ricordo di me. Ci separiamo per sempre, è necessario così, e sarebbe stato meglio non esserci incontrati. Che Dio sia con voi». Il treno partì, rapido. Le sue luci disparvero ben presto, e dopo un minuto persino il rumore non si avvertiva più, come se tutto congiurasse a mettere una brusca fine a quel dolce sogno, a quella follia. Rimasto solo sulla banchina, Gurov guardava nel buio lontano. Ascoltava lo stridio dei grilli e il ronzio dei fili telegrafici, con l'emozione di uno che si sveglia. Diceva a se stesso che la sua vita contava un'avventura di più, un romanzetto finito ora, e di cui non gli restava che un ricordo. Si sentiva triste, provava un leggero rimorso al pensiero che quella giovane donna, che non avrebbe riveduta più, non fosse stata felice con lui. Era stato cordiale e affabile, ma nei suoi atteggiamenti, nelle sue carezze, nelle sue maniere di comportarsi con lei, s'era insinuata un'ombra di ironia, la condiscendenza un po' greve di un uomo felice, il quale era, in effetti, 2 volte più vecchio di lei. Essa gli aveva ripetuto con insistenza che era buono, nobile, straordinario. Le appariva dunque diverso da come era, e perciò egli l'aveva ingannata involontariamente. Lì alla stazione si avvertiva già un sentore di autunno. La serata era fresca. «È tempo che anch'io ripigli la strada del nord», pensò Gurov lasciando la banchina. «È tempo». A Mosca, a casa sua, tutto era già come d'inverno. Si accendevano le stufe e il mattino, quando i ragazzi prendevano il tè prima di recarsi al liceo, faceva scuro ancora e la vecchia istitutrice accendeva per un po' di tempo le luci. Cominciava già a gelare. Quando cade la prima neve, il primo giorno in cui si può andare in slitta, è piacevole veder la terra e i tetti così bianchi. Si respira liberamente a pieni polmoni e ci si ricorda dei propri giovani anni. I vecchi tigli, le betulle bianche di brina, hanno un'aria come infantile. Sono più prossimi al nostro cuore che non i cipressi e le palme, e accanto a loro non vien più voglia di pensare alle montagne o al mare. Gurov era un moscovita. Aveva fatto ritorno a Mosca in una bella giornata di gelo, e quando, dopo rivestita la sua pelliccia e rimessi i suoi guanti caldi per fare una passeggiata sulla Petrovka, e ebbe udito il sabato sera lo scampanio delle chiese, il viaggio che aveva fatto poc'anzi e i luoghi che aveva allora lasciato perdettero per lui ogni incanto. Inveiva contro la Crimea, Yalta, i tartari, le donne, e assicurava che la Svizzera è più bella della Crimea. Si immerse nuovamente, a poco, nella vita di Mosca, divorandosi 3 giornali al giorno per poi asserire che non leggeva, per principio, i giornali di Mosca. Ricominciarono ad attirarlo i ristoranti, i circoli, i grandi pranzi, le feste giubilari. Già lo lusingava il fatto che degli avvocati noti, degli artisti celebri, frequentassero la sua casa e che al circolo dei dottori egli giocasse a carte con un professore. Di nuovo era capace di mangiarsi un'intera porzione di selianka. Supponeva che in meno di un mese l'immagine di Anna Sergeevna si sarebbe velata nella sua memoria
e non gli sarebbe apparsa che di quando in quando nei sogni, col suo sorriso commovente, come era accaduto con altre donne. Ma trascorse più di un mese, si fu in pieno inverno, e nel suo ricordo tutto rimaneva vivo come se non si fosse separato da Anna Sergeevna che il giorno innanzi. E i ricordi gli si ravvivavano sempre più. Sia che dal suo studio intendesse nel silenzio della sera la voce dei suoi figli che studiavano la lezione, sia che sentisse cantare una romanza, suonare l'organetto in un ristorante o il vento gemere nel caminetto, gli si ingrandiva nella memoria il pensiero di quanto era avvenuto sul molo, e l'alba nebbiosa sui monti, e il battello che giungeva da Teodosia, e i baci. A lungo camminava nella sua stanza inseguendo i ricordi, sorridendo. Poi i ricordi gli si tramutavano in fantasticherie e il passato si confondeva nella sua immaginazione con l'avvenire. Non vedeva Anna Sergeevna in sogno, però essa lo seguiva dovunque, come la sua ombra. Allorché chiudeva gli occhi, la vedeva come fosse stata lì. Ma essa era ancora più giovane, più bella e più tenera che nella realtà. Anche lui si vedeva nel ricordo assai migliore che non fosse stato allora a Yalta. La sera ritrovava nella propria biblioteca e presso il focolare e in tutti gli angoli gli sguardi di Anna Sergeevna. Sentiva il suo soffio, il fruscio carezzevole delle sue vesti. Per via seguiva le donne con gli occhi cercandone una che le somigliasse. Provava un bisogno imperioso di far parte a qualcuno dei suoi ricordi, ma a casa non poteva parlare del suo amore e fuori casa non aveva nessuno con cui confidarsi. Non era ai suoi inquilini o ai colleghi di banca che avrebbe potuto fare delle confidenze. D'altronde, che cosa avrebbe potuto dir loro? Aveva amato? C'era stato nella sua relazione con Anna Sergeevna qualcosa di bello, di poetico, di edificante o anche solo di interessante? Era perciò costretto a parlare in modo vago dell'amore, delle donne, e nessuno dubitava di quanto avveniva in lui. Solo sua moglie aggrottava le sopracciglia scure e diceva: «La parte dell'uomo fatuo non ti si addice per nulla, Dmitri». Una volta, di notte, uscendo dal circolo dei medici con un compagno di gioco, un funzionario, non poté trattenersi e disse: «Sapeste che donna incantevole ho conosciuto a Yalta». «Quando?» «Quest'autunno. Non si può dire che fosse di una bellezza eccezionale, ma essa ha fatto su me un'impressione irresistibile. Ancora non me ne sono rimesso». Il funzionario prese posto nella slitta e quando questa si mise in moto si voltò d'un tratto gridandogli: «Dmitri Dmitrich! Che c'è? Avevate ragione poco fa. Lo storione non era fresco». Chissà perché quelle parole così banali indignarono Gurov. Gli sembrarono infinitamente grossolane e umilianti. Che costumi selvaggi, che gente, che notti disordinate, che giornate vuote e senza interesse. Gioco accanito, ghiottonerie, ubriachezza e sempre le stesse conversazioni sugli stessi argomenti. Degli affari inutili e un parlare monotono occupavano la maggior parte del tempo. Un vivere pesante, assurdo, strozzato, da cui non si può né uscire né fuggire, come chiusi in un manicomio o in un penitenziario. Gurov, sdegnato, non poté chiudere gli occhi quella notte e l'indomani ebbe mal di capo tutto il giorno. Dormì male anche le notti seguenti, passate a meditare seduto sul letto o a percorrere la camera in lungo e in largo. Tutto lo infastidiva, i suoi figlioli, la banca. Non aveva voglia di uscire né di parlare. Alle orecchie gli ritornavano quelle parole: «Lo storione non era fresco». In dicembre, nel periodo delle feste, disse alla moglie che andava a Pietroburgo per occuparsi di un giovane e si recò a S. Perché? Non lo sapeva nemmeno lui. Aveva desiderio di vedere Anna Sergeevna, di parlarle, di ottenere da lei un appuntamento, se era possibile.
Arrivò a esse di buon mattino e prese all'albergo la camera migliore, quella in cui un tappeto grigio come i cappotti dei soldati ricopriva il pavimento. Sul tavolo stava un calamaio ricoperto di polvere, che rappresentava un guerriero a cavallo che alzava il braccio col cappello e a cui mancava la testa. Lo svizzero gli diede tutte le informazioni necessarie. Il signor von Dideritz abitava in via Vecchia dei Vasai, presso l'albergo, in una casa sua. Era ricco, aveva cavalli. Nella città tutti lo conoscevano. Il portiere pronunciava il suo nome Dridritz. Gurov, senza fretta, si recò nella via indicata e trovò la casa, in faccia alla quale si allungava difatti una gran stecconata di legno grigio, sparso di chiodi. È vero, un simile steccato fa proprio venir la voglia di scapparsene, pensò Gurov adocchiando le finestre. Si disse che, essendo giorno festivo, il marito era certo in casa. Sarebbe stato d'altronde una mancanza di tatto sopraggiungere così d'improvviso e portare scompiglio in casa. Però, se scriveva, le sue parole potevano capitare sotto gli occhi del marito. Ogni cosa sarebbe perduta. Meglio rimettersi al caso. Andò su e giù lungo lo steccato grigio in attesa degli eventi. Vide nella corte un mendicante e intese i cani abbaiare. Un'ora dopo percepì il suono fievole e indistinto di un pianoforte. Doveva essere Anna Sergeyevna che suonava. Più tardi la porta si aprì e venne fuori una vecchia accompagnata dal cagnolino bianco che Gurov conosceva bene. Volle chiamare il cane, ma d'improvviso il cuore gli prese a battere così forte che l'emozione gliene fece scordare il nome. Continuava ad andare e venire, detestava sempre più lo steccato grigio. Pensava con irritazione che Anna Sergeyevna l'aveva dimenticato, che essa si distraeva ora senza dubbio con un altro, cosa del resto affatto naturale in una giovane donna costretta ad avere da mattina a sera un maledetto stecconato davanti agli occhi. Rientrò all'albergo, salì in camera e rimase per lungo tempo seduto sul divano, non sapendo che fare. Andò poi a pranzo e più tardi si addormentò e dormì lungamente. Com'è da stupidi e com'è noioso, pensò svegliandosi e vedendo i vetri oscuri. La sera era già scesa. Perché mi sono addormentato? Seduto sul letto dalla coperta grigia pari a quelle che si trovano negli ospedali, scherniva se stesso, con dispetto. Eccoti la tua dama col cagnolino, eccoti l'avventura. Ora sei inchiodato qui. Quel mattino alla stazione aveva osservato un grande manifesto che annunciava per la sera la prima rappresentazione di un'operetta, La Geisha. Se ne ricordò e andò a teatro. È probabile, si disse, che lei assista alle prime rappresentazioni. La sala era piena. Come in tutti i teatri di provincia, una nebbiolina si librava al di sopra del lampadario. La galleria si agitava rumorosamente. Nella prima fila delle poltrone d'orchestra si vedevano gli elegantoni della città, ritti con le mani dietro la schiena. Nel palco del governatore era seduta sul davanti sua figlia, con un boa sulle spalle. Il governatore si nascondeva modestamente dietro una tenda, non si vedevano che le sue mani. Il sipario si agitava, i musicisti accordavano lungamente i propri strumenti. Mentre il pubblico entrava e sedeva, Gurov cercava avidamente con gli occhi dentro la sala. Anna Sergeyevna finalmente entrò e andò a sedersi nella terza fila delle poltrone. Scorgendola, Gurov sentì una stretta al cuore. Comprese che nessuno al mondo gli era più vicino, più caro, né aveva per lui uguale importanza. Quella piccola donna senza nulla di notevole, perduta dentro la folla provinciale, con in mano un occhialino qualunque, riempiva in quel momento tutta la sua vita. Essa era per lui l'unica fonte di affanno e di gioia, e la sola felicità ch'egli bramava. Al suono dei poveri strumenti dell'orchestra, dei violini miserabili, egli pensava a lei, a com'era bella. Pensava e fantasticava. Entrò con Anna Sergeyevna un giovanotto molto alto, corpulento,
un po' curvo dalle basette corte, e le si sedette a fianco. A ogni passo dondolava la testa come salutasse qualcuno. Doveva essere il marito, cui una volta a Yalta, nello sfogo di un sentimento di amarezza, Anna Sergeevna aveva dato la qualifica di lacchè. E veramente, con quella sua lunga figura e le basette, la testa leggermente calva, il suo aspetto poteva somigliare a quello di un cameriere. Aveva un sorriso dolce e il distintivo universitario che gli brillava all'occhiello somigliava al numero che portano i camerieri dei ristoranti. Al primo intermezzo andò nel fumoir e Anna Sergeevna rimase al suo posto. Gurov, che pure aveva una poltrona d'orchestra, si avvicinò a lei e disse, sforzandosi di sorridere ma con una voce che tremava: «Vi saluto». Essa gettò uno sguardo su di lui e impallidì. Lo guardò di nuovo con terrore, non credendo ai suoi occhi, e con la mano strinse forte il ventaglio e l'occhialino. Era evidente che lottava perché le sue forze non venissero meno. Tacquero ambedue. Essa rimaneva seduta e lui, in piedi, sgomentato dal suo turbamento, non osava sedersi vicino. I violini e il flauto, accordati finalmente, presero a suonare, e d'un tratto Anna Sergeevna e Gurov si sentirono invadere dalla paura. Sembrò loro che li guardassero da tutti i palchi. Essa allora si alzò e si diresse precipitosa all'uscita. Lui la seguì e camminarono storditi per i corridoi, salendo e scendendo le scale. Una folla di magistrati, professori o funzionari del Ministero degli Appannaggi, tutti in uniforme, con distintivi, passava davanti a loro. Si accorgevano dai vestiti, dalle pellicce, delle signore. Sentirono una forte corrente d'aria che portava un odore di mozziconi di sigarette buttate. E Gurov, a cui il cuore batteva sino a spezzarsi, pensava: «Che martirio, che sofferenza! Mio Dio, perché tutte queste persone, questa orchestra?» Ricordò a un tratto che la sera in cui aveva accompagnato Anna Sergeevna alla stazione, egli s'era detto che ogni cosa era finita fra loro, che mai più si sarebbero riveduti. Invece, com'erano lontani ancora dalla fine. Dinanzi a una piccola scala stretta e buia su cui era scritto «Entrata all'anfiteatro», Anna Sergeevna si fermò. «Come mi avete fatto paura!» disse respirando a fatica, pallida ancora e stupefatta. «Ne sono quasi morta. Perché siete venuto?» Più su, nel pianerottolo, 2 liceali fumavano delle sigarette e li guardavano. Ma Gurov, perdendo la testa, attirò a sé Anna Sergeevna e le coprì di baci la persona, il collo, le mani. «Che fate? Che fate?» gli disse lei atterrita, respingendolo. «Siamo pazzi tutti e 2. Partite questa sera stessa, subito. Ve ne scongiuro, per quel che avete di più sacro, ve ne supplico. C'è qualcuno?» Qualcuno, invero, saliva le scale. «Bisogna che voi partiate», mormorò Anna Sergeevna. «Capite, Dmitri Dmitrich? Verrò a vedervi a Mosca. Non sono mai stata felice. Non lo sono e non lo sarò mai. Non fatemi dunque soffrire ancora di più. Vi giuro, verrò da voi a Mosca, ma ora separiamoci. Mio amore, mio amato, lasciatemi». Gli serrò le mani e rapida cominciò a scendere le scale, continuamente volgendosi verso di lui. E si poteva vedere dai suoi occhi che veramente essa non era felice. Gurov rimase un istante fermo, in ascolto. Quando non sentì più nulla, si recò al guardaroba e uscì dal teatro. Anna Sergeevna andò periodicamente a trovarlo a Mosca. Ogni 2 o 3 mesi partiva da esse, dicendo al marito che andava a consultare a Mosca un grande specialista per le malattie delle donne. Il marito le credeva e non le credeva. Giunta a Mosca scendeva all'albergo Il Bazar Slavo e mandava un fattorino ad avvertire Gurov. Questi la raggiungeva e nessuno ne sapeva nulla. Un mattino d'inverno, mentre si recava da lei, il fattorino era venuto la sera innanzi ma non l'aveva trovato, Gurov accompagnava la figlia al liceo che era sulla strada. La neve cadeva a grosse falde.
Abbiamo 3 gradi sopra zero e tuttavia, vedi, nevica, diceva a sua figlia. Questo perché solo la superficie della Terra è calda, mentre negli strati alti dell'atmosfera la temperatura è diversa. Papà, perché d'inverno non si sente il tuono? Gurov spiegò anche questo. Parlava e pensava che, ecco, era lì sul punto di recarsi ad un appuntamento d'amore e nessuna anima viva lo sapeva né probabilmente lo avrebbe mai saputo. Egli aveva 2 vite, una in piena luce, che vedeva e conosceva chiunque volesse, vita piena di verità e menzogne convenzionali, e un'altra che si svolgeva in segreto. E per una strana coincidenza di circostanze, forse casuale, tutto ciò che era per lui importante, interessante, indispensabile, tutto ciò ch'egli aveva in sé di sincero e di schietto e formava come il cuore della sua vita, ecco, rimaneva ignorato dagli altri. Al contrario, quel che era menzogna e l'involucro, per così dire, di cui si copriva, il suo impiego alla banca, ad esempio, le sue discussioni al circolo, i suoi esseri inferiori, le sue comparse in società con la propria moglie, tutto questo era in piena evidenza. Giudicò gli altri da se stesso, diffidando di ciò che vedeva e dicendosi che il velo del mistero, come i veli della notte, copre sempre negli altri la vera vita, quella che conta. Ogni esistenza particolare riposa sul mistero, e forse è un po' la ragione per cui ogni persona per bene tiene tanto a che si rispettino i suoi segreti. Dopo aver accompagnato la figlia al liceo, Gurov si recò al bazar slavo, lasciò da basso la pelliccia, salì e bussò piano alla porta. Trovò Anna Sergeevna col suo abito grigio che egli preferiva a tutti gli altri. Il viaggio e l'attesa l'avevano stancata. Attendeva dal giorno prima. Era pallida e lo guardò senza sorridere. Appena fu entrato venne a rannicchiarsi contro il suo petto. Il loro bacio fu lungo e lento come non si fossero visti da 2 anni. «Ebbene», le chiese, «che c'è di nuovo laggiù?» «Aspetta, te lo dirò. Per il momento non posso». Le lagrime le impedivano di parlare. Si volse e portò il fazzoletto agli occhi. «Lasciamo che si sfoghi», pensò lui. «Intanto mi siedo», e si accomodò in una poltrona. Poi suonò e fece portare del tè. Mentre lo prendeva, essa rimaneva in piedi, voltata dalla parte della finestra. Piangeva per l'agitazione, per l'amara coscienza della loro vita così penosa. Non si vedevano se non di nascosto. Dovevano nascondersi, come dei ladri. Le loro 2 vite non erano spezzate. «Via, via, smetti di piangere», egli le disse. Era chiaro per lui che il loro amore non sarebbe finito così presto. Anna Sergeevna si attaccava a lui sempre di più, lo adorava, e sarebbe stato insensato dirle che il loro amore sarebbe finito. Non ci avrebbe creduto. Le si avvicinò e la prese tra le braccia. La coprì di carezze, la consolò e scorse sé, d'improvviso, nello specchio. Il suo capo cominciava a incanutire. Fu colpito nel vedersi tanto invecchiato e imbruttito in quei pochi ultimi anni. Le spalle di Anna Sergeevna, che sentiva sotto le sue mani, erano calde e tremanti. Provò compassione per quella vita ancora così calda e così bella che come la sua avrebbe cominciato ben presto, in maniera evidente, ad appassire e avvizzire. Perché lei lo amava tanto? Egli era sempre apparso alle donne diverso da quello che era. Non era lui che esse amavano, ma un essere creato dalla loro immaginazione e che esse cercavano avidamente in tutta la loro vita. Dopo, pur accorgendosi del loro errore, continuavano lo stesso ad amarlo, e non una era stata felice con lui. Il tempo passava, egli faceva nuove conquiste, se ne stancava e non aveva mai amato realmente. Tante cose c'erano state in quelle relazioni, ma amore mai. Solo adesso che la sua testa diveniva grigia, amava realmente,
sul serio, per la prima volta nella sua vita. Anna Sergeevna e lui si amavano come due esseri molto vicini l'uno all'altro, intimi come un marito e una moglie, e come due teneri amici. Sembrava loro che la sorte li avesse destinati l'uno all'altra, ed era incomprensibile che lui fosse ammogliato, lei maritata. Una cosa mostruosa. Erano come due uccelli migratori, maschio e femmina, presi insieme e messi in due gabbie separate. Si perdonavano vicendevolmente tutto ciò di cui si vergognavano nel loro passato e sentivano che il loro amore li aveva entrambi trasformati. Un tempo Gurov si consolava nei momenti di tristezza con ogni sorta di argomenti che gli venivano in testa, ma ora non pensava più a ragionare. Provava una profonda compassione. Voleva essere sincero e tenero. «Via, smetti di piangere, povera cara», disse. «Hai pianto abbastanza. Parliamo un po', troveremo qualche cosa». Discorsero lungamente, discutendo sul modo di non avere più da nascondersi di continuo, da mentire, da vivere in due città diverse, divisi così a lungo l'una dall'altra, e di rompere tutti quegli insopportabili ostacoli. Come fare? Chiedeva lui disperato. Come? E sembrava loro che ancora un poco e la soluzione si sarebbe trovata. E allora avrebbe avuto inizio una vita nuova e bella. Era chiaro però a ciascuno che erano lontani lontani dall'arrivarci e che il più difficile, il più complicato, era appena cominciato.